Salve, mi chiamo Rosalba Mura, sono un'insegnante dell'Istituto Comprensivo di Olbia. Abbiamo creato un gruppo Minecraft in occasione del Mac Fair di Olbia, realizzando con il mondo Minecraft il museo appunto di Olbia. Abbiamo creato questo gruppo su un'esperienza passata utilizzando Minecraft Education, realizzando precedentemente anche un altro progetto, Olbia Città Ideale. Adesso i ragazzi, Daniele, Giorgio e Manuel, vi spiegheranno un pochino questo progetto esposto attualmente appunto al Museo Archeologico di Olbia. Giorgio? Allora, Minecraft è un gioco sandbox ideato nel 2009 dal sviluppatore svedese Marcus Notch Persson e rilasciato in versione stabile nel 2011. Minecraft è ambientato in un mondo tridimensionale completamente fatto da blocchi. Essendo un gioco sandbox non c'è un vero e tale scopo, non ci sono degli obiettivi da completare in questo gioco, come potrebbe essere vabbè, non c'è uno scopo, non c'è un obiettivo. Infatti su Minecraft l'unico obiettivo, se si può chiamare obiettivo, è quello di costruire. E noi abbiamo costruito il Museo Archeologico di Olbia su Minecraft, basandoci solamente su delle cartine, su delle planimetrie e su immagini prese da Google. Allora, come prima cosa abbiamo dovuto creare un server per poterci collegare tutti quanti insieme nello stesso mondo e poter creare così il museo. In questo server abbiamo aggiunto delle mod. Le mod sono delle aggiunte, se possiamo chiamarle così, per Minecraft che possono aggiungere nuovi blocchi, come ad esempio arredamenti non presenti su Minecraft. Quindi noi nel nostro tempo libero ci potevamo collegare a questo server e così abbiamo iniziato a creare il Museo Archeologico di Olbia. Allora, abbiamo cominciato, insomma, grazie anche all'aiuto della professoressa, come ha già detto Giorgio, solo con planimetrie e foto da Google Immagini, a cercare di riprodurre nella maniera più fedele possibile l'isola, appunto, che sorregge questo museo. Una volta fatto questo, una volta aggiustati anche i dettagli, abbiamo cominciato a tirare sulle mura e abbiamo costruito quello che ora è esposto al primo piano nella stanza dei videogamers, insomma, e poi abbiamo arredato con le aggiunte che Manuel ha citato poco prima. E abbiamo aggiunto anche dei piccoli dettagli, come per esempio una nave e il suo porto a fianco per fare un po' di scena, e anche abbiamo cercato di riprodurre anche la ruota panoramica. Venite a vedere. Venite a vedere, siamo al primo piano, vi aspettiamo.